Grazie direttore. La regia mi chiede il collegamento e la linea. Alice Bragantini collegata in diretta da Padova. Alice, buonasera, a te la linea. Ancora, ecco di qua, ti vedo in questo momento, chi hai con te? Buonasera Claudia e buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ecco, questa sera la fiaccolata silenziosa che si è snodata per le vie di Padova e appunto qui a fianco a me ho i rappresentanti di questa fiaccolata di 300 persone. E a fianco a me Massimiliano Pellizzari dell'Associazione Commercianti Centro. Sentiamo il vostro slogan questa sera: a casa padovani e non ai clandestini, perché? Beh, allora, prima di tutto non eravamo in 300, basta guardare i filmati, c'era una coda chilometrica e io capisco che adesso ci sarà nei prossimi giorni la battaglia sui numeri. Eravamo come minimo 600-700 persone, questa è stata una fiaccolata silenziosa, civile, e voglio dire, diciamo, organizzata da manifestanti come noi, che non siamo manifestanti di professione, e abbiamo vinto contro tutto. Abbiamo vinto con i numeri, ma abbiamo vinto contro un meteo avverso, abbiamo vinto contro minacce e intimidazioni che sono arrivate sulla nostra pagina di Facebook incessantemente negli ultimi 10 giorni, abbiamo vinto contro i boicottaggi appunto lanciati dal diciamo, partito che ovviamente governa la nostra nazione, e quindi questa è stata veramente una grandissima prova di civiltà. Che cosa abbiamo voluto dire in buona sostanza? Che Padova è una città accogliente, ma questo modo di fare accoglienza lo rispediamo al mittente perché non ci convince. Innanzitutto si tratta di assistenzialismo e non di accoglienza. L'immigrato quando viene qui viene illuso di avere un futuro, non ha futuro perché il futuro non c'è neanche per noi. Ci sono tanti cittadini padovani che sono sull'orlo dell'indigenza, però stanno in silenzio, sono tranquilli e cercano ovviamente di sbarcare il lunario. Quando arrivano qui centinaia e centinaia di immigrati, dobbiamo già saper dire a loro che qua non troveranno un posto di lavoro. Quindi noi dobbiamo cercare di fare accoglienza in un altro modo. Poi abbiamo capito che questo modo di fare accoglienza è un grandissimo business per qualcuno, sicuramente non per gli immigrati, neanche per i cittadini italiani. 35 euro al giorno che vengono così suddivisi, 25 alla cooperativa e 10 euro al giorno per immigrato viene dato al proprietario dell'appartamento. Se noi investissimo tutti questi soldi nei loro paesi, avremmo già costruito nel continente africano a quest'ora strade, ospedali, autostrade, diciamo, acquedotti e quant'altro. Quindi diciamo che poi i padovani hanno memoria lunga, sappiamo che Via Anelli è nata proprio perché c'era un gruppo di proprietari di appartamenti che hanno voluto fare speculazione, perché hanno capito che era economicamente più vantaggioso affittare a prezzi più elevati a cittadini stranieri, e poi la situazione ovviamente ha perso il controllo. Un modo quindi secondo voi per alimentare anche il business delle cooperative? Beh, non siamo noi che lo diciamo, ci sono diciamo, intercettazioni telefoniche dove in quel di Roma si diceva si fa più business, si guadagna di più con un immigrato rispetto allo spaccio di sostanze stupefacenti, quindi è un business enorme e c'è qualcuno che ci guadagna. Diamo adesso la parola ad una donna, Donatella. Sì, cosa ne pensi? Io volevo solo dire una cosa, premettendo che noi non vogliamo i clandestini, perché i nostri politici hanno pensato di pagarli, ma li mandino almeno a fare lavori sociali, utili. Si è parlato di lavori socialmente utili. Sì, cos'è che fanno? Perché quando sono qui vengono pagati e poi vanno a delinquere. Noi ce li troviamo dappertutto, nei negozi, per le strade, e le donne che vengono violentate, bambini che non sono sicuri, ma non li vogliamo, basta, questo solo volevo dire. La manifestazione di questa sera è stata fatta appunto non contro i profughi ma contro i clandestini, contro la delinquenza. Diamo la parola adesso ai giovani, siete stati duramente contestati questa sera, cosa ne pensi?
Ma noi siamo stati contestati, ma noi siamo fieri di aver fatto questa fiaccolata, anche perché ribadiamo il concetto che Padova è una città accogliente, ma è accogliente nei confronti di chi viene qui e si integra. L'integrazione è un processo che va voluto e noi vogliamo che questa gente venga qui e si integri e lavori come fanno tutti i liberi e onesti cittadini. Proprio i giovani questa sera vi hanno urlato no al razzismo, cosa rispondete? Ma non è questione di razzismo o non razzismo, intanto erano 10 persone, noi eravamo almeno 600-700 persone e già i numeri danno atto di dove sta la maggioranza di padovani. Secondo luogo io vi do un'immagine, abbiamo una famiglia veneta, una famiglia padovana che vive in un'auto, dorme in un'auto, non ha di che mangiare, alloggia davanti ad un hotel dove all'interno dell'hotel ci sono 30 immigrati che prendono pranzo, cena, hanno la piscina, hanno il cellulare gratis e si lamentano anche di quello che mangiano. E i nostri cittadini italiani guardano quell'hotel con la bava alla bocca perché noi non abbiamo più rispetto della nostra gente. Prima gli immigrati e dopo gli italiani, ma su che mondo! Ma su che mondo! Lei giustamente ha citato prima una piccola contestazione che c'è stata. Io vorrei che le persone intorno a me si guardassero a destra e a sinistra. Noi non andiamo coi caschi come hanno fatto quei giovani a Milano, noi non lanciamo le sedie, noi ci mettiamo la faccia perché abbiamo l'idea di difendere, non andiamo in giro a bruciare le vetrine e a spaccare, perché quelli non sono giovani, quelli sono i primi che vanno a prendere la droga da quelle persone contro le quali noi combattiamo per poter portare avanti una Padova più sicura e più libera per noi padovani. Io Claudia, se non avete domande vi restituirei la linea. Grazie Alice del collegamento, chiamaci quando vuoi per ricollegarti in diretta con lo studio.